Tamponi solo per chi ha i sintomi, basta invece i tamponi per i non vaccinati che necessitano di Green Pass. I Covid Point dell'USL Saiugania sono i primi in Veneto a mettere in atto la stretta regionale ai tamponi non diagnostici, ovvero quelli a pagamento. In queste settimane, con l'aumento dei contagi, la forza lavoro dell'USL Padovana è destinata al tracciamento dei contatti e con il boom di richieste di terze dosi e anche di prime dosi di vaccino, molti operatori sono stati messi a rinforzo anche del personale impiegato negli hub vaccinali. In realtà, fin dall'inizio in tutti i Covid Point della provincia di Padova le richieste di tamponi a pagamento sono state scarse, al massimo un centinaio al giorno. Da qui la decisione di sospenderli progressivamente per dare spazio ai tamponi diagnostici e per il tracciamento dei contatti dei positivi. A questo si aggiunge la mole di lavoro dei tamponi nell'RSA, nelle strutture ospedaliere e nelle scuole sentinella. I tamponi a pagamento per il Green Pass si faranno ancora per qualche giorno fino ad esaurimento delle prenotazioni di novembre. Poi i test si faranno solo a chi ha sintomi o è in contatto stretto di positivi. Dopo Padova, che chiude i Covid Point ai Novax, potrebbero aggiungersi anche l'USL Serenissima e l'USL Scaligera.